Il Parlamento europeo affronta la questione dei diritti delle persone gay, il caso della Polonia. Il lavoro e la solidarietà della Protezione Civile italiana a favore dei terremotati in Albania. Ad Alba Iulia in Romania è attivo un centro per combattere la povertà che affligge i bambini e le loro famiglie. Anche in Austria ha vietato il fumo nei locali pubblici, una legge varata dal precedente governo tecnico. A Budapest un parco è stato trasformato in un museo delle sculture e dei monumenti del periodo comunista. Czarna, czerwona zaraza już po naszej ziemi. Il nostro paese non è più afflitto dalla piaga del comunismo, ma oggi ce n'è un'altra che vuole controllare le nostre anime, i nostri cuori e le nostre menti. Non è rossa, ma è colore arcobaleno. Marek Jodraszewski è l'arcivescovo di Cracovia, carica in passato ricoperta anche da Karol Wojtyla. Ha pronunciato queste parole lo scorso agosto, in un periodo in cui la questione LGBTI era tema centrale del dibattito pubblico e della campagna elettorale in Polonia, in vista delle elezioni che si sono poi tenute in ottobre e hanno visto il partito al potere, Diritto e Giustizia, conservatore e cattolico, mantenere la maggioranza alla Camera e perderla al Senato. Nei mesi precedenti nel paese ci sono state diverse manifestazioni e contromanifestazioni legate ai diritti delle persone LGBTI, cioè lesbiche, gay, bisex, transgender e intersessuali. Sono state bruciate bandiere arcobaleno, ci sono state aggressioni e scontri con la polizia. Un'attivista, Elżbieta Podleśna, è stata arrestata e poi rilasciata per avere modificato con i colori dell'arcobaleno un'immagine sacra. È sotto processo e rischia fino a 2 anni di carcere. Un magazine conservatore ha distribuito adesivi anti-LGBTI e più di 80 municipalità o enti locali hanno approvato atti in cui dichiarano le proprie zone come aree libere dall'ideologia LGBTI. Circolari che hanno suscitato diverse proteste a livello internazionale e che sono state condannate anche dal Parlamento europeo durante l'ultima seduta del 2019 a Strasburgo. Tra le principali sostenitrici della risoluzione, la tedesca Terry Reintke, 32 anni, del gruppo dei Verdi e co-presidente del gruppo interparlamentare LGBTI. Abbiamo detto chiaramente che in Europa non possiamo accettare discriminazioni. Vorrei invitare i miei colleghi che hanno votato contro questa risoluzione a parlare con le persone LGBT in Polonia e ascoltare le testimonianze delle aggressioni fisiche che hanno subito e del linguaggio d'odio di cui sono vittime. Dobbiamo reagire tutti insieme perché tutti vogliamo un'Europa che sia libera dalle discriminazioni. Il testo è stato approvato con 463 voti favorevoli, 107 contrari e 105 astensioni. Beata Kempa, europarlamentare polacca di diritto e giustizia, che aderisce al gruppo dei conservatori e riformisti, ha votato contro. Specifica che quelle circolari sono contro quella che viene definita ideologia LGBTI e non contro le singole persone. Tutti sono stati liberi di manifestare, non c'è stata e non c'è alcuna discriminazione in Polonia. Al contrario, durante queste manifestazioni ci sono stati diversi atti di profanazione dei simboli della Chiesa cattolica. Il Parlamento europeo dovrebbe occuparsi delle crescenti persecuzioni verso i cristiani in tutto il mondo, piuttosto che di questi falsi attacchi alle persone LGBTI che in Polonia sono libere e al sicuro. Nella risoluzione del Parlamento si fa riferimento ad altri atti discriminatori che si sono registrati in Europa, tra cui dichiarazioni omofobe in contesti elettorali in Romania, Estonia, Spagna, Regno Unito e Ungheria. L'organizzazione internazionale ILGA pubblica una classifica, Rainbow Europe, che analizza il rispetto dei diritti LGBTI nelle leggi e nelle politiche di 49 paesi europei. Al primo posto c'è Malta, all'ultimo l'Azerbaigian. Considerando la sola Unione Europea, i paesi dell'Ovest sono quasi tutti in testa, quelli dell'Est in basso, con qualche eccezione, tra cui l'Italia. Siamo al quintultimo posto, davanti a Romania, Bulgaria, Polonia e, ultima, la Lettonia. Ucraina in lutto per l'incidente aereo in Iran costato la vita a 176 persone. Teheran ha ammesso di aver abbattuto l'aereo di linea ucraino.
Il Boeing delle linee aeree ucraine è stato scambiato per errore per un aereo nemico dalla contraerea iraniana, impegnata nelle operazioni contro obiettivi statunitensi per la crisi provocata dall'uccisione del generale Soleimani. La Repubblica Islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso e le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e questo sbaglio imperdonabile, ha affermato il presidente iraniano Rouhani con un post su Twitter. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto all'Iran di punire i colpevoli e di indennizzare le famiglie delle vittime. Una visita a Durazzo per i leader di Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, impegnati a Tirana pochi giorni prima di Natale in un colloquio per la creazione di uno spazio economico comune. L'Albania tende di passare oltre, il lavoro del post-terremoto procede. Qual è la parte più difficile? Vedere la gente negli alberghi, nelle tende, vedere la loro sofferenza. Stiamo facendo di tutto per aiutarli, per sostenerli con tutto il necessario. In piazza si attende l'inizio del lavoro. Abbiamo incontrato israeliani, tedeschi, kosovari, tantissimi gli italiani, quasi l'Albania fosse la nostra 21ª regione. Li seguiamo, tecnici italiani ed albanesi, nel capillare lavoro delle verifiche. In questa delicata fase l'Italia sta supportando l'Albania in diversi ambiti. Da ricostruire in Albania c'è anche il sistema della protezione civile. Direi di sì, assolutamente. Questa emergenza lo ha dimostrato in modo molto significativo. Devo dire che questa esperienza per loro è stata certamente traumatica per il dramma che hanno vissuto, ma importante per maturare la consapevolezza che hanno urgenza di ricostruire un modello di protezione civile che sia significativo, che sia importante e che sia soprattutto efficace. Una tendopoli allestita dagli italiani. Il giorno prima della nostra visita ospitava circa 300 persone. Nel primo mattino sono partite 2 famiglie, subito rimpiazzate da nuovi arrivi. Tra le tante emergenze, qual è la più urgente? La più urgente è quella di ridare una sistemazione accettabile e stabilizzata a queste persone, ad esempio, anche perché l'inverno ormai è di oggi e di notte la temperatura scende molto, quindi l'emergenza più urgente è questa. Dopodiché l'altra emergenza è quella di abbattere i palazzi pericolanti, che sicuramente sono un pericolo anche per quelli che sono rimasti. La vita sospesa della tendopoli è movimentata dalla visita di una delegazione italiana guidata dal ministro degli esteri, giunta per la firma dell'atto di donazione all'Agenzia per le emergenze civili della Repubblica di Albania di beni per fronteggiare le emergenze, tende, impianti di illuminazione, gruppi elettrogeni, centinaia di posti letto completi. A siglare l'atto l'ambasciatore d'Italia a Tirana Alberto Cutillo e il direttore dell'Agenzia per le emergenze civili di Albania Aki Ciaco. L'Albania ha conferito al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Italiana una medaglia per l'operato del personale intervenuto in occasione del terremoto. Nell'ambito del budget statale per il 2020, 13 miliardi di lek, circa 106 milioni di euro, saranno destinati al Fondo per la ricostruzione. A questa cifra si aggiungono i circa 57 milioni di euro delle donazioni, per un totale di circa 163 milioni di euro da impiegare per la ricostruzione. In Croazia il socialdemocratico Zoran Milanovic, ex premier e esponente del centrosinistra unito, ha vinto le elezioni presidenziali ottenendo al ballottaggio quasi il 53% dei consensi. Nettamente sconfitta è la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic. Il 53enne Milanovic propugna una politica decisamente europeista. Lo slogan principale della campagna elettorale è stato «La guerra è finita, vogliamo un paese normale». Per la Croazia si preannuncia un periodo di vivace confronto politico, un'inedita coabitazione tra il neopresidente socialista e il premier conservatore Andrej Plenković, il quale ha già detto che la coabitazione sarà molto difficile.
giorno del suo compleanno, Timotei ha deciso di passarlo con i suoi amici al centro Santa Maria di Alba Iulia. Ha compiuto 9 anni ed è uno dei circa 700 bambini che in 3 anni sono passati da qui. Il centro è un doposcuola aperto nel 2016 dove si fanno i compiti e si socializza, ma è anche qualcosa di più, un avamposto contro il rischio povertà che in Romania è ancora spesso dietro l'angolo. I bambini, dopo le lezioni, trovano un pasto caldo e a ciascuno, quando è il momento di tornare a casa, le educatrici e le volontarie consegnano un pacco alimentare ogni giorno. Timotei è il terzo figlio di Anna Maria, che viene spesso con lui il pomeriggio. Suo marito non può lavorare per problemi di salute, ha una piccola pensione che non basta e deve badare a tutto lei. L'aiuto alimentare per noi è fondamentale. Con quello che fa il centro, i miei figli hanno potuto mangiare anche qualcosa di sano che normalmente non ci possiamo permettere, come la frutta, che non siano mele, e la frutta qui costa parecchio. È fondamentale che i miei 2 figli più piccoli vengano qui, anche per le piccole gite che li portano a fare, gite che altrimenti non farebbero. Come il centro Santa Maria in Romania non ne esistono molti altri, è un progetto pilota del comune. La Romania è un paese dove il tasso di rischio povertà ed esclusione sociale è alto. Secondo i dati Eurostat riguarda il 32,5% della popolazione, sceso in 10 anni di un 10%, ma ancora il terzo dell'Unione Europea. Ed è alto anche il tasso di dispersione scolastica, il 17% nell'educazione preuniversitaria, un'altra preoccupazione del vice sindaco Gabriel Plesa. Qui arrivano generalmente bambini con problemi sociali, famiglie con un unico genitore o addirittura solo con i nonni. A scuola rischiano proprio di non andarci. E così noi diamo una mano. Abbiamo accordi anche con le chiese. Facciamo il possibile. I progetti non si limitano al cibo, ci sono anche altri ambiti che riescono a coprire man mano con i finanziamenti che arrivano. Quest'anno hanno beneficiato del progetto e degli aiuti della Onlus veronese Medici per la Pace. Hanno introdotto l'educazione alimentare, la distribuzione di cibi sani e anche l'educazione sessuale. Ci sono molti bambini e ragazzi che hanno bisogno di questo aiuto in città. Le condizioni di chi viene qui migliorano e si riflettono nell'andamento scolastico e in salute, anche perché ricevono i trattamenti sanitari gratuiti che possiamo dare loro. Il gasdotto Turk Stream è ufficialmente operativo. Alla cerimonia di battesimo, oltre al presidente russo Putin e al suo omologo turco Erdogan, hanno preso parte anche il primo ministro bulgaro Borisov e il presidente serbo Vučić. L'infrastruttura destinata alla fornitura di gas russo alla Turchia e all'Europa meridionale e sudorientale attraverso 2 condutture parallele corre per 930 km lungo il fondo del Mar Nero fino alla costa turca, coinvolgendo anche la Bulgaria e i Balcani. Ognuna delle 2 condutture ha una capacità di carico superiore ai 15 miliardi di metri cubi di gas naturale. La prima condotta servirà Istanbul e l'Anatolia, la seconda invece attraversa la parte europea della Turchia e dovrebbe rifornire di gas l'Ungheria, la Serbia e la Bulgaria. Era definita il posacenere d'Europa, primo perché in Austria i fumatori sono 1 su 4, mentre la media europea è 1 su 5. Poi perché l'Austria è stato l'ultimo paese europeo a vietare il fumo in tutti i locali dove si beve e si mangia. Dunque anche nei caffè, tipica istituzione viennese. Contenti i non fumatori, ai viziosi non resta che adeguarsi. Molto bene, ora non si puzza più di fumo. La combinazione birra-sigaretta mi manca, devo dire onestamente. Dovremmo abituarci, come hanno fatto tutti gli altri in Europa. A decidere il divieto di fumo entrato in vigore il 1 novembre scorso è stato il governo tecnico. Quelli politici non hanno mai avuto il coraggio di farlo, nonostante una petizione firmata da 900.000 austriaci.
gruppi di fumatori ostinati hanno organizzato manifestazioni di protesta davanti alla cancelleria. È tornato a farsi vedere in quell'occasione Heinz Christian Strache, dopo gli scandali che lo hanno escluso dalla vita politica, un fumatore accanito. Invece al Rüdigerhof, caffè di lunga tradizione, e così in altri locali, hanno approfittato del divieto per far festa un'ultima volta. Sigarette gratis per tutti. È stato un gran bel party, tutto ha funzionato a dovere e a mezzanotte tutti quanti hanno spento la loro cicca, una serata eccezionale. Col divieto di fumo perderemo clienti, protestavano i gestori di caffè e ristoranti, e in effetti un calo si è sentito. Prima i clienti rimanevano più a lungo, fino alle 2 a bere e a fumare. Adesso il locale si svuota prima e anche di mattina ci manca chi abbina caffè e sigaretta. Per 5-6 ore al giorno sentiamo che c'è meno giro, però sono fiducioso che in futuro le cose miglioreranno. Gli affari calano, ma ci guadagna la salute di quei 3 austriaci su 4 che non fumano, e chi proprio vuole può continuare a farlo, ma fuori dai locali. Una delle immagini più iconiche della rivolta antisovietica del 1956 fu la distruzione della grande statua di Stalin nei pressi di un parco di Budapest. Prima dell'arrivo dei carri armati inviati da Mosca, la folla batté il monumento e lo distrusse in vari pezzi. Rimasero in piedi solo gli stivali, gli stessi che in una riproduzione accolgono i visitatori del Memento Park, un luogo della memoria nella periferia della capitale che raccoglie 42 dei più significativi monumenti dell'epoca socialista. Erano tutte opere che svettavano per le strade e le piazze di Budapest. Alcune hanno un gran valore artistico. All'ingresso, in bella mostra, le uniche statue in stile cubista di Karl Marx e Friedrich Engels, i teorici del comunismo. Il 1956 ritorna in un'altra scultura che fu ricostruita proprio dopo essere stata buttata giù durante la rivolta. Era dedicata all'amicizia sovietico-ungherese. Raffigura un operaio magiaro che dà la mano a un soldato dell'Armata Rossa. Le misure di queste statue sono imponenti. A differenza di quanto accaduto in altri ex paesi comunisti dopo il 1990, non furono distrutte o nascoste. Questo posto è unico perché fu il primo tra i paesi ex comunisti a esibire monumenti di propaganda socialista. Fu aperto già nel 1993. A partire da allora in molti hanno visitato il Memento Park, non solo turisti, che rappresentano circa la metà dei 60-70 mila ingressi l'anno. Gli ungheresi stessi erano e sono curiosi di vedere queste opere riunite tutte insieme. Coloro che hanno vissuto quel periodo portano qui i parenti, le generazioni più giovani, e spiegano loro com'era la vita allora. Arrivano coppie anziane con i propri figli, ad esempio. Alcuni non nascondono una certa nostalgia, ma questo è un tema controverso perché in molti soffrirono in quel periodo. La datazione delle opere va dall'immediato secondo dopoguerra fino al 1988. Dal punto di vista artistico, man mano che ci si allontana dal 1945, i monumenti sono tendenzialmente meno ortodossi e più variegati. È il caso, per esempio, dell'opera dedicata a Béla Kun, leader della rivoluzione, che per pochi mesi, nel 1919, trasformò l'Ungheria in una repubblica sovietica. Il lavoro fu terminato nel 1986 come omaggio per il centenario della sua nascita. Lo realizzò Imre Varga, uno degli artisti più stimati dal regime. These statues were created mainly by Hungarian artists. Queste sculture furono create per lo più da artisti ungheresi, quasi tutte. Gli artisti lo facevano volontariamente, non c'erano del resto committenti privati in quel tempo, quindi erano consapevoli che dovevano seguire il canone della propaganda. A volte andavano di persona in Unione Sovietica per imparare come realizzare il monumento perfetto. How to create a perfect monument. E questo è il Memento Park, che da oltre 26 anni mette in mostra un pezzo di storia che non c'è più, da ben prima di Goodbye Lenin, il film che ha creato un filone di appassionati del periodo della Guerra Fredda, visto dall'altra parte della cortina di ferro.